Oggi abbiamo raccolto i commenti e le analisi del mondo politico trevigiano. Vediamo il servizio di Andrea Galletti. Viva soddisfazione è stata espressa stamane presso la sede provinciale delle ACLI per l'esito del referendum. Questo è un primo passo verso una riforma globale, è stato detto, e partirà senz'altro una nuova raccolta di firme per riproporre gli altri 2 quesiti bocciati dalla Corte Costituzionale. Analoga soddisfazione, ma anche alcune perplessità, sono state espresse da esponenti del mondo politico locale. Sono felicissimo, hanno vinto i cittadini, ha vinto la società. Il contenuto del referendum forse era anche modesto, ma è il significato politico, morale, etico che va al di là del contenuto tecnico del referendum. Ci si aspetta molto, il cittadino vuol cambiare non solo le grandi riforme, ma anche le piccole come le riforme elettorali, che poi piccole tanto non sono. Credo che cambierà molto, ma cambia soprattutto una cosa, nonostante gli inviti andate al mare, tutte queste cose qui, e anche qualche cattivo esempio di qualche politico, nonostante il cittadino ha detto io voglio essere, voglio dire e voglio partecipare. Io non ho mai avuto dubbi sul raggiungimento del quorum, come non ho mai avuto dubbi che i sì stravincessero, ma non perché io ero schierato dalla parte dei sì, ma perché dal punto di vista emotivo questo referendum dava una sollecitazione ai cittadini notevole. Lei dice non ha avuto nessun dubbio, dunque neanche il pesante invito all'astensione secondo lei poteva nulla? No, secondo me il pesante invito all'astensione è stata la miglior propaganda per gli elettori per andare a votare, perché con quel pesante invito e l'arroganza che muoveva quel pesante invito si intravedeva anche una sottovalutazione dell'elettorato italiano. Il PSI, il partito al quale io aderisco, aveva fatto una scelta che era quella di non partecipazione al voto. Devo dire, tra l'altro, non pubblicizzando in misura particolarmente forte questa propria posizione. Io continuo a ritenere che questo referendum fosse parzialmente deviante rispetto ai contenuti e alle richieste che provengono dai nostri cittadini. Mi pare sia stato un plebiscito, anche se credo che occorra criticamente evidenziare che nello schieramento vi sono delle posizioni molto diverse e direi alcune anche pericolose. Io dico con molta franchezza, non fui un anno fa tra quelli che sostennero il comitato per il referendum, per una ragione ben precisa. Io non condivido le posizioni di una parte della DC del comitato del referendum e in particolare di Segni, che già ieri esplicitamente ha chiesto l'introduzione della maggioritaria. Ora, la maggioritaria significa poter esprimere tante preferenze quanti sono i candidati e su più liste, e quindi io avverto questo pericolo e questa contraddizione.